Amici del T-Gym, oggi siamo in compagnia di Ezia, presidentessa del Caralis Pink Team. Ciao Ezia. Ciao Claudia, ciao. Grazie di essere con noi. Allora, come prima cosa volevo chiederti in che cosa consiste la disciplina del Dragon Boat? Il Dragon Boat è appunto una grande canoa, una barca a 20 posti, si pagaia in 20 e poi dopo c'è il timoniere che è una figura estremamente importante e il tamburino, quindi in ogni barca ci stanno 22 persone, la squadra al completo è questa. Noi siamo una squadra in rosa e noi siamo la maglia rosa proprio perché in comune abbiamo il fatto di essere state operate di tumore al seno e quindi a livello internazionale c'è questo movimento che fa capo appunto in Canada, si chiama IBCPC, l'International Breast Cancer Partner Commission, e quindi facciamo parte di questa grande famiglia, siamo più di 200 squadre in tutto il mondo e portiamo questo messaggio di vita, cioè anche dopo un intervento tanto invasivo la vita continua, abbiamo ripreso pienamente la vita e quindi in piena normalità. Questo è il messaggio che noi lanciamo attraverso la nostra associazione, attraverso la nostra squadra. E quindi possiamo dire che questo tipo di attività aiuta alla convalescenza dopo una malattia così importante? Questo indubbiamente, noi chiaramente non ci siamo improvvisate, seguiamo il metodo del dottor McKenzie. Il dottor McKenzie appunto era un giovane medico canadese che aveva riscontrato praticamente che dopo l'intervento del tumore alle donne veniva fatto tenere il braccio fasciato. Lui facendo delle ricerche si rese conto che in effetti non era assolutamente vero, non poggiava quella credenza diciamo su delle basi scientifiche, per cui è lui che ha formato la prima squadra di Donne in Rosa, aveva invitato appunto 24 donne a pagaiare su un Dragon Boat e questo ha permesso a tutte noi, praticamente a tutte le donne operate, di non avere gonfiori al braccio e la forza che noi imprimiamo attraverso l'acqua ci aiuta proprio a riabilitare tutta la parte superiore del corpo e quindi oltre allo sport e al benessere psicologico diciamo è un grande aiuto e quindi una terapia scientifica, oramai possiamo dire, basata proprio su sulla pagaia e tutti gli sport a pagaia. Come ci si può mettere in contatto con te e con l'associazione? Allora, l'associazione chiaramente non ha una sede legale, che è casa mia perché appunto sono il presidente, poi ci trovate sempre qui a Susicu, e noi siamo qui alla Lega Navale, ci alleniamo con i dragonauti e poi il venerdì facciamo anche il Nordic Walking, anche quello è un movimento di braccia con i bastoncini. Poi abbiamo una pagina Facebook, Caralis Pink Team Onlus, e quindi lì trovate tutti i nostri contatti, numeri telefonici eccetera, quindi basta contattarci telefonicamente o attraverso una mail, attraverso la pagina trovate tutti i nostri contatti e noi siamo sempre qui comunque, per cui anche questo è un luogo di incontro e per noi è sempre un piacere conoscere persone nuove. Benissimo, a questo punto io ti ringrazio e vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, Grazie a voi, grazie Claudia, mille. grazie davvero. Io sono Claudia e questo è il T-Gym. Ciao a tutti.